siamo, eccoci qua, buonasera, benvenuti, entrate in collegamento diretto con Al Lupo, ritorniamo il lunedì sera come di consueto ogni lunedì in diretta su Teleeuropa Network, visibile ricordiamo in tutta la Calabria e la Sicilia orientale, un abbraccio a tutti voi che seguite in tutta la Calabria, con Al Lupo non si ferma, noi naturalmente questo è il 27esimo anno che siamo in diretta e io direi di conoscere subito gli ospiti, anzi vi chiedo al sindaco non è della città di Cosenza ma della città di Mendicino, grande tifoso del Cosenza, innanzitutto noi non ti droghiamo, ci sei connesso oppure parli, no? Molto connesso. Con questo fatto della connessione non è che è facile oggi capire. Allora, il sindaco Antonio Palermo, sindaco di Mendicino, grande tifoso del Cosenza, come stai Antonio? Bene. Devi guardare quella telecamera, quale vuoi? La busta 1, la 2 o la 3? La 1, dategli la 1, eccola qua, tutto per te. Come va Antonio? Bene, il periodo non è dei più facili, però ho accettato di buon grado il tuo invito, grazie di avermi invitato qui. Il calcio in questo momento credo che abbia una funzione sociale molto importante visto il momento storico che viviamo, le persone che sono costrette giustamente a casa, la situazione che diventa di ora in ora più difficile, la Calabria che attraversa un momento gravissimo, gli ultimi fatti sono stati davvero molto preoccupanti, per non dire vergognosi, e quindi il calcio può Questi avere... amici sono i sindaci nuovi, è il futuro, io mi auguro che insomma questi datati si mettano da parte. Purtroppo però nel calcio non è così, i datati sono quelli che hanno ancora ragione, sono i saggi, no? Nel calcio, nella politica insomma, va. Comunque lasciamo perdere, mettiamo da parte la politica, saluto Luca Pagliuso, ciao Luca, buonasera, benvenuto. Luca ormai conoscete tutti, insomma, come stai Luca? Benone, Grande. grazie per l'invito, è un enorme piacere stare in compagnia tua e di Antonio per commentare un po' i fatti calcistici. Gradivo essere invitato dopo una vittoria, ma ahimè ci tocca chiacchierare del Cosenza dopo una brutta è capitato storia. così, dai, poi ci sono momenti belli, momenti brutti. Anzi io direi che a proposito saluto gli amici che seguono anche da casa, è possibile inviare i messaggi, c'è il numero WhatsApp e del resto di questa sera c'è la possibilità anche di intervenire telefonicamente, qualche telefonata la facciamo, poi abbiamo più tardi Mirko Carretti, il calciatore, però io darei voce e microfono al nostro Gianni Di Marzio perché so che poi lui da qui a poco si deve collegare con tutto il mondo di Sky, di Napoli, insomma perché lui è da anni che conduce una trasmissione, anzi ospita una trasmissione sul canale 21, dico bene il canale 21, Gianni di Napoli o hai cambiato? Sì, no, ma non la conduco io. No, lo so, dico sei lì anche tu, insomma il lunedì fra poco. Adesso sono già a casa, quindi la faccio su Skype. Lo so. In Calabria 3 mesi fa mi sono trovato benissimo, ho fatto la mia pandemia a Caso del Bruzio, grazie naturalmente all'ospitalità. Però Gianni, oggi Caso Lebruzzi è zona rossa, Casali del Manco è zona rossa, quindi pensa tu, capito che voglio dire? So che sei a Padova, quindi non sei andato a Napoli. Padova può diventare zona rossa pure Padova. Pure Padova, che diamo, tutto zona rossa. Vabbè, comunque. Anche Napoli, non è che onestamente non so perché non sia diventata ancora, però lo diventerà. Questo ce lo può dire solamente il nostro amico sindaco che sì. perché quando questi giochi politici. Capito? Hai visto, c'è Luca insieme a me questa sera, grande trascorso, insomma. Super elegante come al solito, Luca. Hai visto? Luca, devo dire, veramente è un'eccellente persona. Gli anni belli, insomma, non si dimenticano. Senti Gianni, ti volevo chiedere un passaggio su questa Serie B al volo rapido e poi un passaggio anche su questo Crotone che, insomma, ha portato un punto a casa a Torino, che non era facile, insomma. Già un po' 2 sconfitte, insomma, si incomincia già a parlare, capito, quando poi le cose vanno male. Che vogliamo dire ai tifosi innanzitutto e che vuoi dire anche in merito a queste 2 battute d'arresto? Ma a proposito del Crotone, innanzitutto penso che abbia fatto un punto d'oro a Torino, ha giocato anche bene e precedentemente è stato anche abbastanza sfortunato. Io l'ho visto giocare molto bene proprio con la Juventus, per cui obiettivamente io credo che se giocano lo stesso
impegno, sacrificio, volontà e ha una buona squadra, quindi io credo che senz'altro si possa salvare. Certo è dura per tutti, però il Crotone stacca una squadra strutturata bene, giocatori compatibili l'uno con l'altro, quindi io obiettivamente devo dire tifo Crotone sperando che possa rimanere in Serie A perché se lo merita. Poi per quanto riguarda il Cosenza, certo, come tutti quanti noi sappiamo, i miracoli non si ripetono. Adesso è un momento difficile perché la squadra non ha ancora vinto. Diciamo che le prime 13-14 squadre è quella che onestamente ha fatto meno gol, se non sbaglio ha fatto 4 gol, quindi bisogna cercare di essere come squadra un po' più incisiva, anche con quello che è successo con Brescia non meritava, obiettivamente un pari c'era tutto, però io devo dire ho fiducia in questo 3-4-3 del giovane Oggi Luzio, che mi sembra un ragazzo molto preparato, che poi lo fa con amore particolarmente, oltre ad essere preparato, ha uno staff anche di Cosentini, bisogna solamente cercare di rendersi conto che, ripeto ancora per la seconda volta, la squadra qualitativamente deve essere un po' più rinforzata, possibilmente a gennaio, in modo che non si soffra come l'anno scorso. Infatti, allora Sindaco, che vogliamo dire al mister? Visto che ha fatto già un cappello importante su questo campionato. Anzitutto un saluto, visto che non ci vediamo da qualche mese, ci siamo visti l'ultima volta prima dell'inizio del lockdown, quindi un saluto con grande affetto. Sul Cosenza ha ragione, nel senso che è una squadra in questo momento in costruzione, che si è ricostruita con questo nuovo anno calcistico, è ripartita praticamente quasi da zero. I pezzi da 90, Riviera, Assenzio, Casasola, sono partiti e quindi è stato importante ricostruire la squadra, quindi dobbiamo, secondo me, aspettare. Lui diceva ha fatto solo 4 gol, io direi che ha fatto non solo 4 gol, ma l'ha fatti rincorrendo l'avversario. Sì, perché in tutte le partite siamo andati sotto e poi il Cosenza è uscito alla lunga, quindi più che un discorso da fare sulla campagna acquisti, sul mercato, credo che sia anche una questione di mentalità, dobbiamo scendere in campo più aggressivi, più con la volontà di vincere la partita. Credo che su questo Chiuzzi deve fare un lavoro con i ragazzi, convincerli delle loro qualità. Poi dei limiti credo che forse ci siano, perché se non c'è chi la mette dentro diventa difficile poi portare a casa le partite. E che quello è il fatto, poi in una partita ti crei 4-5 occasioni sotto porta, se non la metti dentro, Luca, diventa poi difficile, insomma. Io ho visto la partita della Regina Spalle, no? La Regina in 10 uomini, la squadra di Mimmo, insomma, è riuscita a tenerli per quasi 60-50 minuti nella propria, però ha vinto la Spalle, un colpo di testa e vince le partite. Beh, intanto un saluto affettuoso al grande Gianni Di Marzio, perché Gianni è sempre un'emozione rivederlo. Però vogliono bene tutto a Gianni. Ma Gianni, guarda, è una cosa, Gianni... da Catanzaro ci chiamano per Gianni, da Catania chiamano per Palermo, ci chiamano per Gianni, a Cosenza Gianni. Voglio dire, ma questo che c'ha, ecco i veterani del calcio, no? Che al di là adesso delle frasi di circostanze, tra l'altro io con Gianni ho un rapporto fraterno, affettuoso, familiare, quindi lo sento sempre, però a Gianni bisogna scrivergli i meriti di una carriera luminosa, di tante vittorie, è un uomo che ha dato tanto a Cosenza, a Catanzaro, al calcio in generale, ma non dimentichiamo che Gianni fu l'allenatore che riportò il Cosenza dopo 27 anni in Serie B. Certo. Poi dopo ritornò a Cosenza ancora una volta per supportare la compagine dirigenziale, cambiando anche ruolo e diventando anche un direttore generale, quindi lasciò la panchina e si accomodò dietro la scrivania, intraprendendo anche lì una brillante carriera, perché poi Gianni come direttore generale fece benissimo da noi, ma poi vinse il campionato a Venezia, portò il Venezia in Serie A, fu la vittoria. Lo ricordo, sì. E tra l'altro è il maestro Gianni, è il maestro mio, ma è il maestro di tutti i ragazzi che a quei tempi si avviavano a chiacchierare e a parlare di calcio, e quindi Gianni era una fonte continua, luminosa di consigli. Certo. E ancora oggi è un uomo attuale, un uomo di calcio attuale, vincente e infinito, quindi io sono veramente legato a Gianni perché da piccolo ero un suo fan,
perché da piccolo mi fece divertire, perché da piccolo mi fece vincere, quindi gli sarò sempre riconoscente. Che belle cose, Gianni. No, deve organizzare una cena per tutte queste belle parole, è il minimo, dobbiamo fare una cena veramente sostanziosa. Magari la facciamo al Grande Hotel Calciomercato da tuo figlio, che dici? Alla Virginia Vabbè, comunque dai, salutiamo anche Gianluca che sicuramente forse vedrà tramite internet la trasmissione. Ricordiamo, siamo in diretta su Tenne. Allora, Gianni, velocemente, che poi ti lascio, so che alle 21:25 hai la diretta su Napoli. Cosa vuoi dire ai tifosi? Ti lascio a te il microfono e la linea, prego. Io ho fiducia, ti dico sinceramente, in questo allenatore, credo che la società, il presidente si sono comportati bene, il presidente ha sempre creduto alla salvezza l'anno scorso perché fece poi un Expo, non si aspettava nessuno, fu veramente un miracolo calcistico, ecco perché io all'inizio dicevo che i miracoli questi atleti non si ripetono e per evitare questo bisogna cercare di avere qualche garanzia sul piano qualitativo di più di quello che possono essere stati solo i 4 gol in una fase offensiva, perché se mancano i gol nella fase offensiva bisogna tenere un certo equilibrio anche per quella che è la fase difensiva, però con il Brescia già la squadra dimostra di essere viva, di essere pronta, sa reagire anche sul piano atletico, quindi io sono convinto che i tifosi hanno fiducia in questo giovane allenatore, in questo gruppo, e che questo gruppo, ripeto, per quello che mi riguarda, dandogli maggiori certezze sul piano tecnico, io credo che Cosenza deve necessariamente mettersi al sicuro, perché è un campionato molto anomalo, basta guardare le solite squadre che stanno in testa, che cercano di andare su, e adesso c'ha 2 partite anche abbastanza difficili. In queste partite bisogna cercare di portare quanto più punti a casa è possibile e bisogna cercare anche di non perdere in casa. Non in Brescia, male che va, per dire anche il punto stavoltissimo. Entrare in questo ordine di idee, io penso che i tifosi ne possono stare tranquilli perché diciamo, è ispirata da un allenatore bravo che con un po' di esperienza in più quest'anno potrà fare un buon campionato. Benissimo, comunque mi dicono dalla regia che praticamente puoi scendere al Virginia perché Casali del Manco e la Presila è uscita dalla zona rossa, quindi il comune lì puoi andare, quindi puoi venire puoi ritornare al Virginia, vabbè ti aspettiamo già. Io mi sto non bene, va benissimo. Perché prima ho detto che è zona rossa, ma non è più zona rossa Casali del Manco, quindi... Da Virginia, da Cosenza sembra che non sia andato mai via, per la verità, con tanti amici, ripeto, in una maniera particolare con la famiglia Pagliusi, che c'è un rapporto di grande affettuosità. Il sindaco lo saluto con piacere, perché è sempre un uomo. Sono grandi tifosi, questi sindaci, tutti giovani, sono tutti tifosi ora. Lui addirittura fa le trasferte, voglio dire, capito? È una bella cosa anche questi giovani. Noi abbiamo tanti giovani sindaci in Calabria, Gianni, e ci auguriamo che questi possano far ripartire veramente la nostra regione. Questo è l'augurio che facciamo ai sindaci. Prego. No, dico devono perché onestamente, come diceva lui stesso, dopo l'ultima figuraccia, più che vergognoso, onestamente non si poteva. Ancora oggi sentivo delle trasmissioni che dico siamo, perché mi ritengo anch'io calabrese, tra virgolette, poi mia moglie è di origine calabrese, cioè io ho i cugini parenti a Cosenza, quindi voglio dire, adesso è un momento difficile, dove bisogna veramente stare attenti a seguire con prudenza quelle che sono, diciamo, le regole, perché ci stanno ancora in giro un po' di incoscienti che con le mascherine ce le hanno, ma le tengono solamente sul collo, non si proteggono né bocca né naso principalmente. Quindi mi auguro che oggi prendano coscienza di quella pericolosità, perché non si sa, purtroppo questo è un nemico invisibile. Fino a quando io incontravo le squadre avversarie
sapevo come giocare, perché teneva, diciamo, invece un certo tipo di modulo, l'attaccante, il difensore che fluidificava, ok, allora usavo le contromisure, ma contro il virus una solo le contromisure sono solo quelle di uscire pochissimo, se non per casi urgenti, e tenere sempre una mascherina. Oggi sono più di 400 rotti contagi in Calabria. Va bene, Gianni, a proposito di calciatori, siccome abbiamo Cotticelli, poi hanno proposto su Zuccatelli, come si chiama? Zuccatelli? No, Zuccatelli, e poi vogliamo a Balotelli. Hanno fatto pure questa cosa simpatica sui social. Va bene, Gianni, un abbraccio dalla Calabria Saudita. In particolare al sindaco e a Luca. Ciao. Grazie. Ciao Gianni, ciao. Ringraziamo Gianni Di Marzio. Ho visto sindaco, il Casallo del Manco non è più zona rossa. Io ho detto che era zona rossa, però lui si preoccupava, dice Mischera non posso venire a Virginia, ma invece può scendere, può venire qui da noi. Può tornare a trovarci. Allora, anzi, un abbraccio a tutti i cittadini di Casale del Manco che hanno attraversato un periodo molto complicato nelle ultime settimane. Senti Antonio, il calcio senza tifosi, ecco. È un'aberrazione, è un non senso. Il calcio è tifosi, il calcio è ultra, lo dicevi tu, io da sempre, da ragazzo e ancora oggi con gli amici quando posso vado a seguire il Cosenza in trasferta, perché il calcio è fatto dai tifosi. I protagonisti, oserei dire, sono proprio i tifosi, quindi un calcio che è senza spettatori ha meno motivo di esistere, però in questa fase, come diceva Gianni Di Marzio, ha ragione, l'unico modo che abbiamo per combattere il virus è quello di stare attenti, mantenere le distanze come noi qui stasera, quando non possiamo tenere la mascherina, igienizzare le mani, insomma le cose che sappiamo da qualche mese e che possono salvare la vita di tutti noi, ma in particolare le persone anziane. Però che bello Luca, stasera non solo calcio, ma vedi, parliamo un po' di tutto, no? Che la cosa più bella anche il momento è questo, insomma cerchiamo di, come dice Antonio, di sensibilizzare anche i giovani e tutti a... E Antonio tra l'altro è un sindaco molto amato, è un dirigente innamorato del suo paese, che ha fatto tanto, sì. e di conseguenza è riuscito oggi a coniugare bene i problemi attuali con il calcio e il Cosenza, che è la sua passione da sempre. Tra l'altro Antonio era un mio contestatore da giovane, perché riteneva che non sceglievo bene i calciatori, quindi poi a distanza di tempo si è riveduto però. Allora, ci sono dei messaggi, allora ti salutano, un saluto a Luca Pagliuso con la speranza che ritorni a far parte del Cosenza Calcio. Questo è sempre un Luca da Celico, quindi la Presila. E io lo ringrazio tanto. Poi di mister Di Marzio ho un ricordo indelebile, di ritorno da Francavilla dopo un viaggio in treno interminabile, trovammo all'alba tutta la squadra e il mister ad aspettare i tifosi alla stazione. Era l'anno della Serie B, sono passati 32 anni, ma l'emozione di quei momenti è ancora viva. Tiziana, questa è una ragazza che ha scritto pochi minuti fa. Però oltre al calcio noi abbiamo questa squadra in Serie B, però devo fare i complimenti anche alla squadra, abbiamo una squadra in Serie A che è la Pirossigeno Calcio a 5, Luca, è una bella realtà, hanno vinto contro il Bovalino sabato scorso sul parquet del Pala Ferrari qui a Cosenza, ed è un'altra bella realtà anche questa, poi più tardi sentiremo anche un dirigente della Pirossigeno. Sono felice che oltre al Cosenza ci sia. E poi giocatori anche importanti, uruguaiani, brasiliani, gente, guarda che il calcio a 5 è bellissimo anche. A questo punto dice, noi ci occupiamo di calcio, però, ma è lui o non è lui? Lo vedo nel monitor, sì, è proprio lui, pensate, niente poco di meno che da Como, dico bene Gianluca? Da Como, dici bene, vabbè. Guarda, ci volevi tu a questo punto, secondo me se eri in questo momento con il Cosenza potevi toglierti qualche soddisfazione in più, perché lì in mezzo arrivano tante di quelle palle, insomma, non abbiamo nessuno che la mette dentro. Poco fa Di Marzio questo dice molto probabilmente è un momento all'inizio, ma poi ci rifaremo. Gianluca Di Marzio, Gianluca Savoldi, eccolo qua. Peppe, vuoi salutare Gianluca? Sì, Gianluca era un giocatore formidabile, è stato un ragazzo innamorato della maglia, era ancora giovane, arrivò a Cosenza dal Pisa, aveva fatto un buon campionato
campionato di C, ma probabilmente è riuscito ad ottenere meno di quanto potesse, perché Gianluca era veramente forte, era un giocatore potente, era un giocatore forte tecnicamente. Io ho un ricordo straordinario e Gianluca poi ci faceva la prima punta, ci faceva la seconda. Era un giocatore generoso, era un attaccante completo. Oltre, un uomo diciamo che a parte Gigi Marulla, che per Cosenza rappresenta la storia, certo. Ecco, poi credo che Negri, Lucarelli e Savoldi siano nella storia del Cosenza gli attaccanti più forti. Sì. Hai sentito Gianluca? Sono diventato rosso perché questi complimenti dopo tanti anni mi fanno arrossire. Vabbè, comunque oltre a Cosenza poi hai avuto un trascorso anche a Reggio, questa regina che insomma è ritornata in Serie B, Gianluca, voglio dire, ti vogliono bene, sono rimasti ricordi belli in Calabria, no? Poi tua moglie è calabrese, quindi... Esatto, mia moglie è originaria di Cariati, quindi calabrese diciamo doppio, perché poi tra le altre cose, oltre a essere originaria di Cariati diciamo, da parte di papà, ha un amore sviscerato proprio per questa terra, perché è davvero legatissima, e io ovviamente sono contento perché il mio trascorso calcistico mi ha portato anche allo stesso modo ad essere un figlio della Calabria. Che belle cose. Poi c'è insieme a me il sindaco di Mendicino, è un giovane sindaco ma un grande tifoso del Cosenza. Tu ricordi Savoldi? Sì. Assolutamente. Lui fa le trasferte, quindi abbiamo questa classe politica, sì, insomma, che ha avuto un trascorso bello anche lui con i pullman e i treni, no, sindaco? Credo che Savoldi abbia avuto forse il dribbling più straordinario, come diceva prima il presidente, nella storia del Cosenza. Era implacabile quando affrontava uno contro uno i suoi avversari, lo ricordiamo tutti dagli spalti del San Vito, del Marulla oggi, con le sue performance ci ha fatto gridare molte volte, quindi lo saluto con grande piacere. Sono stati anni bellissimi. Allora Gianluca, ti puoi fermare con noi proprio un minuto soltanto perché c'è la pubblicità e poi ti chiedo qualcosa su questo campionato di Serie B, proprio un attimo soltanto, do la linea alla regia per la pubblicità e ritorniamo subito dopo. Gianluca, proprio un attimo, scusami tanto ma abbiamo ritardato con Di Marzio. Allora, linea alla regia per la pubblicità, fra poco. Ed eccoci amici ritornati in diretta su Teleeuropa Network, ritorniamo con Al Lupo. Non siamo più dai ristoranti perché la trasmissione, lo sapete, è in tour, anche il secondo anno che siamo in tour nei locali, ma per cause i ristoranti chiudono anzi non sono aperti proprio, quindi è inutile che stiamo a parlare, alle 18, quindi siamo ritornati in studio e approfittiamo, abbiamo questi collegamenti tramite Skype e saluto ancora insieme a noi da Como in diretta Gianluca Savoldi, grande bomber del Cosenza. Però vedi Gianluca quanto è bella la televisione, poi ci scrivono da Cariati qualcuno che tua mamma è una Iaconianne, quindi c'è la parente, uno zio che sta seguendo, mi puoi confermare? Mia moglie sì, si chiama Valentina Iaconianne. Vedi che bella cosa. Allora, qua non sfugge niente, salutiamo tutti gli iaconianni di Cariati naturalmente che ascoltano. Allora Gianluca, ti volevo chiedere un attimo su questo Cosenza, che vogliamo dire? Ma io percepisco un po' di preoccupazione nella tifoseria, perché ovviamente so quanto la tifoseria vive di emozioni legate alla squadra, però credo che sia solo l'inizio, ci sia tutto il tempo per arrivare a una posizione di classifica che possa dare un po' più di tranquillità e magari anche qualche soddisfazione. Io credo che davvero la Serie B sia veramente nota ormai per riservare parecchie sorprese, quindi è chiaro che c'è da lavorare. Una persona che è lì in studio, che tra l'altro vedo sempre elegantissima, è sempre pazzesco perché è sempre elegantissimo, il Presidente, è una persona che in studio mi ha insegnato tanti anni fa che la professionalità e il lavoro paga sempre alla lunga, per cui io penso la stessa cosa, penso che bisogna credere nel lavoro, credere
crede nella possibilità di fare grandi cose, mai mettersi limiti e arriveranno. Quindi penso che ancora ci sia tutto il tempo per togliersi delle soddisfazioni. Chiaro che bisogna guardare gli errori che si fanno, cercare di migliorarli, questo con grande criticità, però insomma vedo la situazione assolutamente nella normalità delle cose, con 2 punti in più staremmo parlando di una classifica diversa. Certo. Quindi adesso è ancora troppo condizionata dagli episodi. Certo, certo. Senti, invece per la Reggina, la squadra che insomma ha 2 o 3 giocatori di categoria superiore, insomma, di Serie A, che vogliamo dire agli amici di Reggio Calabria che seguono in questo momento? Ma la Reggina magari ha dalla sua chiaramente forse un'aspettativa altissima dal fatto che comunque sono stati fatti molti proclami, perché comunque nello stile un po' della società chiaramente essere un pochino più rumorosi, un pochino più così, puntare molto in alto senza mezzi termini, però credo che valga lo stesso discorso, ovvero con un po' di ritardo anche la Reggina rispetto a Cosenza, anche la Reggina è tornata in Serie B da poco, dopo tanti anni chiaramente di battaglie, soprattutto in Serie C, dove si sa che difficoltà ci sono per tornare, e quindi credo che valga lo stesso discorso, ci vuole un po' di pazienza, si sta alla Reggina ascoltando con quelle che sono poi le difficoltà della categoria. Io sono molto contento di vedere entrambe in Serie B, dove le ho lasciate, o meglio, il Cosenza l'ho lasciato in B, la Reggina in Serie A, però insomma erano i tempi dei derby in Serie B, quindi mi fa piacere, sono felicissimo finalmente di rivederle vicino al calcio che conta, o nel calcio che conta. E noi ce l'auguriamo. Erano gli anni della lira, non c'era l'euro, molto probabilmente è anche questo. Va bene, Gianluca, se vuoi salutare la Calabria lo puoi fare, ti lascio il microfono, la linea, prego. Gianluca Savoldi, prego, vai. Guarda, io ne approfitto davvero per dare un abbraccio al Presidente, perché non lo vedo da troppo e per me è un ricordo stupendo, uno dei signori del calcio, uno dei pochi signori che ho trovato nel calcio, e di una sensibilità, di un'eleganza sempre, di uno stile pazzesco, e lo ringrazio, non ho ancora smesso di ringraziarlo per questo, ma anche per l'opportunità che mi ha dato allora, e quindi ne approfitto per dare un abbraccio. E poi nel contempo ovviamente abbraccio tutti i tifosi, chiedendo un po' di pazienza, come sempre un po' di comprensione per la squadra, perché dalle difficoltà poi che si arriva alle cose importanti l'abbiamo poi visto un paio d'anni fa nella promozione, che poi è stata un po' così, no? Da un inizio difficile si è arrivati a delle cose importanti, per cui sempre attaccati alla maglia, sempre attaccati alla squadra, sempre a dare il contributo anche da fuori. Un abbraccio a tutti. Grazie Gianluca, un abbraccio, ti salutiamo da Cosenza, un abbraccio a te e buona serata. Poi queste belle parole anche, ma tutti quanti, sì. Ma devo dire che anche ho avuto Giovanni Paschetta, ho sentito Ciccio Modesto, che adesso è a Vercelli se non mi sbaglio Modesto, Salvatore Miceli, Morrone, Fiore, insomma Franco Florio stesso, avete tolto i giocatori con gli anni, ormai siamo infatti vecchietti, quindi ormai siamo invecchiati, e allora vuol dire che nel tempo siamo riusciti a lasciare un buon ricordo. Poi alla fine è la cosa che ti gratifica di più, no? Quando passa il tempo, hai lasciato un buon ricordo, tutti ti ricordano positivamente, significa che si è lavorato bene. E questo è, diciamo che è la gratificazione più bella. La telecamera tua è quella lì, sì, centrale, quella con il colore rosso-blu, lui gli abbiamo dato la giallo-rossa, che è questa qua a Palermo. Allora, saluto il tuo papà, me lo ricordo, sono tanti anni, Bruno, no? Sì. C'è anche lui, Bruno Palermo, la storia anche lui, una vita qui in Corso Mazzini, insomma. Va bene, allora lo salutiamo. Grazie. Però Anto, devi graffiare un poco, dimmi qualcosa su questo Cosenza. Ma, ho provato a dirlo prima, io credo... Guarda, parla perché ti ascolta anche Mirko Carretta, che lo vedo già nei... Però Mirko, ti chiedo di girare il telefonino perché ti vedo, ho il computer in orizzontale, perché sennò ti vediamo a righe e a quadretti. Bravo, allora ecco qui, bravo. Allora prego, Sindaco. Un saluto
al nostro bomber. Prima lo diceva il Presidente, io ero fra quelli, eravamo in tanti in quegli anni in cui non contestavamo Pagliuso, ma chiedevamo la Serie A. Cosenza è una piazza importante, noi abbiamo una delle province più importanti che c'è, e più grandi e più estese, un bacino d'utenza enorme che c'è in Italia, quindi Cosenza ha bisogno di Serie A, il Crotone è andato in Serie A, la Regina è andata in Serie A, il Catanzaro è andato in Serie A, quindi non è una critica allora a Pagliuso, oggi a Guarascio, la critica è una proposta, una richiesta, la voglia di questa tifoseria di vincere, la voglia di arrivare in alto, e quindi vedere ogni anno, in quegli anni diciamo, avveniva per fare sempre meglio l'anno dopo, in questi anni forse più per le ristrettezze economiche, però vedere Rivière che va via, vedere Assenzio che va via, vedere Casasola che va via, ripartire ogni anno da zero, e in questo permettimi di dire che il direttore sportivo che oggi ha il Cosenza ha dimostrato grande capacità e competenza, perché con risorse scarsissime ogni anno allestisce una squadra puntando su giovani, su nuove esperienze che poi dimostrano le loro capacità, e io non ho dubbio che anche quest'anno i vari Petrucci, i vari Petre, i vari Borrelli, Iozzi, c'è anche Sassi pure. Dimostreranno grandi capacità, grandi qualità, però è anche vero che ripartire ogni anno da zero, ripartire ogni anno diciamo, dopo aver svenduto i migliori giocatori che noi abbiamo, diventa poi complicato. Lo diceva prima Di Marzio, bisogna fare un miracolo ogni volta, e quindi credo che la società debba davvero pensare che, se vogliamo e vuole dare risposte a questa tifoseria che ha tanta voglia, ha tanta fame di calcio, deve trattenere i più bravi come Carretta, e deve stimolare questi ragazzi verso un grande obiettivo. Guarda, che per Cosenza non può non essere nei prossimi anni la Serie A. Allora Luca, c'è un messaggio simpatico, poi ci sono tanti messaggi che scorrono, diciamo, in diretta, no? E quindi c'è questo che dice: sentendo i vari ospiti, vecchi giocatori, si nota la differenza che c'era tra la dirigenza Pagliuso e Guarascio. Con Pagliuso i giocatori si affezionavano, oggi la maggior parte dei giocatori vanno via subito, e questo non va bene, dice questo signore. Però voglio dire, erano altri tempi, Beppe. Erano altri tempi e la struttura della nostra società era diversa da quella attuale. Diciamo che la nostra struttura era una struttura dove c'era mio padre che svolgeva in modo egregio il ruolo del presidente, perché il presidente era lui, e credo, al di là dei motivi affettivi, che sia stato realmente un grande presidente. E poi insieme a lui c'era una compagine di dirigenti legati, affezionati, tifosi, che erano l'avvocato Perna, l'avvocato Vetere, il dottore Fiertiler, il compianto Marsico, Carmelo Fedele. Era tutto un gruppo di amici che intorno a mio padre si sacrificavano realmente per il Cosenza, e si progettava ogni anno, in una sorta di famiglia allargata, la possibilità di portare il Cosenza sempre più in alto. Poi qualche volta ci si riusciva e qualche volta non riuscivamo a chiudere il cerchio come volevamo, ma non c'è dubbio che era una gestione appassionata, era una gestione di dirigenti tifosi che si sacrificavano per il Cosenza, e c'era un legame particolare con i calciatori, con il settore giovanile. Era una famiglia. Ecco, questo si è perso nel tempo, e oggi la società è una società un po' più distaccata. Con questo non vuol dire meno positiva della precedente, assolutamente. È una società più distaccata, è una società più ragioniera, che cerca di portare avanti comunque in modo diverso la squadra di calcio, ecco. Erano altri tempi. Allora saluto Mirko Carretta. Ciao Mirko, buonasera, benvenuto in diretta, sono le 21:46. Come stai Mirko innanzitutto? So che oggi avete ripreso, vi state allenando, insomma, no? Sì, tutto bene, dai. Diciamo un po' con la mano in bocca, però dobbiamo
vogliamo insomma guardare avanti. Eppure le occasioni le avete avute, anche Di Marzio diceva poco fa, insomma, la partita questa col Brescia che poteva sicuramente, potevamo portare a casa un punto, addirittura anche vincerla, diciamo, se avessimo pareggiato, però ripeto, col senno di poi, insomma, non si va da nessuna parte. Però ti volevo chiedere, Mirko, hai sentito anche il sindaco di Mendicino, grande tifoso del Cosenza, sono tanti, questa provincia ha tantissimi tifosi, lo stai notando anche tu. Io ti chiedo di dare anche tu un messaggio, ecco, anche ai tifosi, visto che non ci sono allo stadio, perché purtroppo con lo stadio chiuso diventa sempre più difficile e sono un po' preoccupati. Cosa vogliamo dire in merito? Voi vi allenate naturalmente ogni settimana con dedizione, preparate le partite, lo so, però poi alla fine, come dico più volte, se hai 2 o 3 occasioni sotto porta e non la metti dentro, molto probabilmente non si va da nessuna parte, perché poi in 90 minuti possono capitare 3 o 4 occasioni buone, no? Tu ho visto sull'ultima che data lì, hai fatto 40 metri con la palla, hai messo una palla al centro, magari Baulì poteva stopparla e metterla, non ci riuscì, però ecco, sono palle quelle che vanno messe in porto, o no, Mirko? Che vogliamo dire su questo? Allora, io credo che sicuramente fino adesso anche, secondo me abbiamo raccolto meno di quanto abbiamo, secondo me, segnato in campo, no? Perché comunque se andiamo a vedere tutte le partite che abbiamo fatto fino adesso non meritavamo di avere solo 5 punti, però se abbiamo 5 punti di sicuro qualche limite ce l'abbiamo e lo sappiamo anche noi, quindi stiamo cercando di migliorare insieme all'allenatore questo limite per cercare di iniziare a portare i 3 punti a casa che fino adesso non abbiamo portato. Ma cosa che dico ai tifosi per quest'anno vale anche, cioè nel senso non è che dopo 7 giornate adesso bisogna dare dei giudizi subito affrettati, siamo spacciati. No, questo no, per carità. No, questo non l'ha detto nessuno questo, Mirko. No, non che questo lo stiano pensando qualche tifoso, io dico nel senso, li capisco magari che c'è, sai, quella cosa che comunque ogni anno il Cosenza parte sempre male ed è brutto questo, no? Perché non se lo meritano, perché una piazza così importante si meriterebbe di avere comunque una squadra che partirebbe subito a 3.000 e stare in alto in classifica, ed è questo che noi comunque, anche avendo dei limiti, stiamo cercando di poter fare. Quindi l'unica cosa che gli posso dire è che nel senso, come squadra faremo di tutto per regalargli le gioie come gliele abbiamo regalate l'anno scorso con il miracolo che abbiamo fatto, e anche quest'anno stiamo cercando di far di tutto per regalargli un'altra gioia, che sia la salvezza, che sia qualcosa di più importante, insomma, che comunque loro non venendo allo stadio magari o non venendo a vedere le partite la cosa la vivono sicuramente diversamente. Mirko, ma ci sono delle scritte che appaiono sulla tua, ma non so che ti sta scrivendo qualcuno, non lo so, però Sindaco, che vogliamo dire a Carretta, prego? Che vogliamo dire a Mirko? No, l'invito a crederci un po' di più. Io lo dicevo prima, ho visto l'atteggiamento della squadra, la squadra costruisce molto gioco, la squadra è messa bene in campo dall'anno scorso, da quando Chiuzzi ha preso le redini, credo abbia fatto un ottimo lavoro, l'anno scorso un miracolo, quest'anno un ottimo lavoro. Quello che io credo che dobbiamo chiedere a tutti voi ragazzi che ci rappresentate in campo è un po' di cattiveria in più, perché anche ieri abbiamo avuto le occasioni, le abbiamo avuto, la squadra ha costruito gioco, però dobbiamo metterla dentro. È il primo tempo, perché in queste 7 partite abbiamo sempre rincorso l'avversario, siamo andati sempre sotto di un gol e poi abbiamo dovuto recuperare è successo con la SPAL, è successo nelle altre partite. Noi dobbiamo invece, credo, dal primo minuto mettere la partita sui binari giusti, andare in vantaggio e poi portarla a casa la partita, perché il lavoro si vede, è ottimo, voi siete tutti ragazzi molto bravi, l'ho detto prima, Trinchera ha fatto un ottimo lavoro, ma ora perché un quinto del campionato è già passato, quindi o sta per passare, quindi
quindi dobbiamo iniziare a mettere punti in cascina, perché poi ci serviranno quando il tutto diventerà molto più complicato. Senti, Luca, invece tu cosa vuoi dire a Carretta, così poi lo facciamo rispondere? Un saluto affettuosissimo, un grande in bocca al lupo, gli auguri affinché anche Carretta possa levarsi tante soddisfazioni qua a Cosenza e possa regalare tante soddisfazioni ai nostri tifosi. Mi sembra un calciatore di grande qualità, è un giocatore importante che già l'anno scorso ha fatto vedere di che pasta è fatto, e mi auguro che quest'anno per lui sia l'annata della definitiva consacrazione. Sì. Ce l'auguriamo, Mirko, speriamo bene. Che vogliamo dire al sindaco, Mirko? Prego, hai sentito? Sì, saltare un attimo la linea, però nel senso non interpretare bene insomma quello che voleva dire, comunque lo ringrazio per le parole di stima. Per quanto riguarda invece il sindaco, volevo dire, nel senso che per quanto riguarda la cattiveria, qua tutto credo, tranne che questa squadra non abbia la cattiveria sotto porta è una cosa, la cattiveria agonistica in campo della squadra è un'altra, quindi credo che comunque con squadre blasonate come Chievo Verona, come Brescia, che hanno speso 4 volte forse il budget sì. senza calcio, non è vero. vogliate, ma a me tutto mi è sembrato domenica, tranne che il Brescia era la squadra della Serie A scesa l'anno scorso e il Cosenza è la squadra che meno spende del campionato, cioè, quindi credo che la cattiveria forse l'abbiamo messa in campo, se no non facevamo le partite. Di sicuro dobbiamo cercare di mettere la palla in porta, che è quello che ognuno di noi vuole cercare di fare. Certo. Magari stavolta è capitato a Baez, l'altra volta con Lecce è capitato anche a me di poter segnare a tu per tu col portiere, magari non sono fatta parare, quelle purtroppo sono anche dei momenti che sono così, che tu magari hai l'occasione e la sbagli e loro a un tiro rimpallato gli va in testa e lo mettono dentro e vincono la partita. La mettono dentro, purtroppo è un momento così, però sappiamo i nostri limiti, ripeto, stiamo cercando, l'allenatore, siccome è un allenatore molto forte, sta cercando di farci migliorare questi limiti. E ce l'auguriamo. Poi adesso sullo 0-2 insomma avete avuto una reazione, quindi qualcuno scrive in realtà che tutti criticano ma nessuno evidenzia la grande reazione dello 0-2, Forza Lupi, molti ti amano solo quando vinci, ma penso che non è così, i tifosi lo vogliono, poi è bello, uno va via dallo stadio, quando andava allo stadio perdevi una partita, però vedevi una bella squadra, nessuno criticava, è ovvio che è meglio giocare male e vincere e non magari giocare bene e perdere, però Mirko, che dire, noi siamo qui... Io preferirei giocare male. A chi lo dici, è vero, ma no, penso che tutti... Difficilmente si gioca male e si vince. Lo so, alla fine è così. Comunque Mirko, un al lupo, speriamo bene, dai. Già dalla prossima, se il campionato si ferma, poi si ritorna di nuovo a Frosinone, se non mi sbaglio, quindi speriamo bene, dai, un abbraccio dallo studio e che ti dico, un al lupo a te per il tuo prosieguo del campionato. Poi adesso, quando vieni qua qualche gol in più lo fai, hai visto, dal lupo porta bene, quindi speriamo bene. No, che ci ripigliamo, non ti preoccupare che ci ripigliamo, dai Mirko. Un abbraccio grande, ciao Mirko, grazie a te, grazie, ringraziamo Mirko Carretta. Allora Antonio, hai visto, questi sono tutti ragazzi buoni, no? Di grande qualità umana e anche sportiva, però ripeto, noi dobbiamo mettere la palla dentro perché i tifosi ci tengono molto, la squadra, ripeto, credo ci sia, ci sta mancando quel Rivierro, quell'assenzio dell'anno scorso che concretizzava il buon lavoro fatto da Occhiuzzi, il buon lavoro fatto dai ragazzi, quindi quello che volevo dire a Carretta è la cattiveria sotto porta, non la cattiveria agonistica, che quella la stiamo vedendo tutti all'opera, però quando siamo lì dobbiamo fare gol. Ieri Baez doveva fare gol, facendo gol saremmo 2 o 3 punti più avanti e parleremmo di tutt'altro campionato. Anche tu, a proposito di Baez, Baden, Baez, Trampo, i tuoi grandi lettori pure ti seguono, ti segue qua Michele Cannataro, ex portiere del Cosenza, me lo ricordo Michele nella Berretti del Cosenza, poi disputato un tuo grande lettore, ce l'hai grande lettore? Un grande abbraccio a Michele che appunto è stato uno sportivo
sportivo che mi ha aiutato anche. E quale stato è? Michele in quale stato ha di Mendicino? Michele sta a Contrada Rosario. Lo stato di Rosario. Lo stato di abbiamo Rosario. il Missouri, c'è l'Ohio e poi c'è lo stato del Rosario. Anzi, con l'occasione fammi salutare anche i ragazzi di Contrada Pasquali lo stato di Pasquale. che allo stadio hanno sempre presenti anche in trasferta con gli striscioni, Amedeo, tutti i ragazzi di Pasquali sono davvero una colonna della tifoseria del Cosenza. Ma poi questa Cosenza è tifosa dappertutto, tutta la provincia, questa da San Giovanni, da Agri, da Scalea, da Mantea, da Castrovita, Corigliano, Rossano, arrivano un po' da tutta la provincia, quindi la Presila, insomma Luzzi, insomma tutti quanti vicini a questo Cosenza Calcio, Luca. Ci dobbiamo fermare. Allora, fate un primo piano, Luca, dammi la linea alla regia, Luca, ritorno, perché non fa televisione? Scusa, butta la televisione, ormai visto che il calcio, qualcuno mi chiede ma ritornate nel calcio? No, non lo so, domanda che insomma da 1 milione di euro. Guarda quella telecamera, dice allora adesso la linea alla regia per la pubblicità, ritorniamo subito dopo, prego. Fate un primo piano a Luca, vai, prego. Vai Luca, vai. Cosa devo dire? E te l'ho detto, ti dà la linea alla regia per la pubblicità. Diamo la linea alla regia per il messaggio promozionale. Bravo, a tra poco. Ed eccoci ritornati, sono le 22:01 in questo preciso istante. Rientrate in collegamento diretto con TEN, ricordiamo che alle 22:30 poi c'è il TG, quindi le ultime notizie naturalmente su queste manifestazioni che stanno tenendo in tutta la Calabria. Insieme a me il sindaco di Mendicino, lo saluto Antonio Palermo, insieme a me, e naturalmente Luca Pagliuso, ex direttore generale del Cosenza Calcio 1914. Poi il titolo c'era questo logo, c'era sempre Pino Citrigno, no, se non mi sbaglio, se lo tiene caro a casa, oggi Citrigno, e dono sto titolo. No? Sto marchio lo può dare o no? Può ritornare nel 1914? Non ritorna più ormai, non ritorna più il 14. Qualcuno mi chiede ma ritorni nel calcio? No, è impossibile. È impossibile. Quando un libro si Vicino del scrive, microfono. quando un libro si scrive, si legge e si chiude, non si possono riscrivere. Eppure mi ricordo il tuo papà, no, che quando in una trasmissione che poi si era fatta arrabbiare dice quando vado via andate a vedere un Zumpano, faceva così gridando, è rimasta nella storia questa cosa, che poi in realtà abbiamo giocato anche con il Fincantieri Palermo, poi è arrivata la politica nel calcio negli anni, insomma lasciamo andiamo avanti, non ritorniamo indietro. Allora un saluto a questa realtà importante, come dicevo, del calcio a 5, che poi in Calabria ce ne sono tante, anche la federazione. Salutiamo il presidente della federazione calcio a 5, che in Calabria ci sono 3-4 squadre, se non mi sbaglio, oltre al Bovalino, Cataforio, poi c'è la città di Cosenza, ci sono tante squadre, che la Pirossigeno, altre siciliane, campane e pugliese. A 2 saluto Gaetano Piro. Gaetano, buonasera. Velocemente, innanzitutto come stai, Gaetano? Buonasera. Come va? Buonasera. Complimenti per la vittoria di sabato, so che avete battuto 9-2 il Bovalino, quindi siete con 2 partite in meno, avete 6 punti, se non mi sbaglio, primi in classifica. È stata una bella partita, ci siamo divertiti, Sì. Quindi è stata una bella soddisfazione, quindi ora ci tocca recuperare ancora due partite. Perché per problemi con il Covid purtroppo. Ma quindi il vostro campionato non si è fermato, praticamente voi continuate, avete saltato le partite, ma il vostro va avanti ugualmente come la Serie B? Va avanti ugualmente perché è stato riconosciuto come interesse nazionale, quindi noi continueremo a... Se riusciamo possiamo vedere anche le immagini del parquet del Pala Ferrari di via Popilia, eccole qua, vedete la squadra, insomma una bella realtà, avete giocatori nazionali dell'Uruguay, avete brasiliani, insomma avete investito in questo progetto, se non mi sbaglio. Sì, siamo riusciti, diciamo la società, tutti i componenti, siamo riusciti a fare una bella squadra. Io ringrazio il mister Tuoto, che praticamente è colui che poi allena e dirige la squadra, quindi se il risultato ci soddisfa è perché c'è dietro il suo lavoro, certo. E anche i ragazzi che hanno saputo far gruppo, quindi è un po' il merito di tutti quanti. Certo.
Che messaggio vogliamo lanciare agli amici del calcio a 5? Ci sono tanti amatori che purtroppo, ahimè, in questo momento non possono vedere le partite, però so che avete anche un settore giovanile, se non mi sbaglio. Sì, abbiamo un settore giovanile, poi noi ci stiamo impegnando molto a far conoscere questo sport che magari è meno conosciuto nella nostra zona, però per chi incomincia a visionarlo si innamora perché è molto avvincente. L'ho visto sul vostro sito la partita perché era in contemporanea con quella del Cosenza, però ho visto che avete fatto avete un sito dove trasmettete le partite, vi faccio i migliori auguri. Sì, Luca, volevi salutare? Se vuoi salutare tramite il nostro sito stiamo cercando di sopperire alla mancanza del pubblico nel palazzetto. Certo. Luca, che vogliamo dire al calcio a 5? Fare i complimenti non è facile. La realtà che sta crescendo e al dottore Piro che mette competenza e mette amore verso questo progetto, quindi gli faccio i migliori auguri, spero che possa raggiungere i traguardi più ambiziosi, quelli che merita in realtà. Poi c'è l'altro gradino che è la A, questa è la 2, poi avete la A proprio nazionale, se non mi sbaglio, giusto? Sì, allora anche questo è a livello nazionale. Sì, lo so, però sì. È un girone, diciamo, meridionale, sono 3 gironi. Lì siamo, all'apice del calcio a 5 nazionale. Ho capito. Noi per il momento puntiamo a fare un buon campionato e chiaramente è il campo che poi ci peserà. Quindi... Certo. Sindaco, vuoi salutare? Noi abbiamo bisogno anche di un po' di ossigeno in questo momento, no? L'azienda sua, insomma, di ossigeno ce n'ha, Che vogliamo dire, Sindaco? No, gli auguri, è bello, gli auguri, complimenti, gli sport, questi cosiddetti minori, attirano tanta attenzione da parte dei cittadini, quindi grazie per quello che fate. Perché avvicinate soprattutto i ragazzi, lo sport, lo dicevo all'inizio della trasmissione, ha una finalità sociale importantissima. Importantissima. E poi guarda, devo dire, questo palazzetto bellissimo, perché è bello, io saluto anche il presidente Pino Fuoco che naturalmente qui ha creduto anche nel palazzetto di Via Popilia, un abbraccio anche a lui, a tutti voi un al lupo anche per il calcio a 5, Gaetano. Grazie mille. Fabio, io volevo approfittare per ricordare a tutti quanti che tramite il nostro sito si possono vedere le partite in streaming, quindi è un modo per partecipare anche se a distanza alle nostre partite. Quindi, voi giocate di sabato, se non mi sbaglio, vero? Giochiamo di sabato alle 4. Va bene, un abbraccio grande, ciao Gaetano e buona serata. Grazie a te, buonasera a tutti. Grazie. Allora, in realtà ecco i calci meno, però ritorniamo al calcio al Cosenza, Luca, che vogliamo dire su questo Cosenza? Antonio prima parlava del discorso della continuità, no? Poi quando fai una squadra, poi ogni anno se ritorni di nuovo da zero diventa difficile, i progetti a lunga gittata, che vogliamo dire? Ma era un tema che avevamo toccato all'inizio campionato con te nella tua trasmissione estiva e Antonio come al solito ha ben inquadrato il problema, cioè a parte che adesso è ancora troppo presto per dare dei giudizi e quindi mi sembra anche prematuro valutare la squadra o meno. Mi sembra che la squadra abbia un impianto di gioco perché l'allenatore è sicuramente un valore aggiunto e lo ha dimostrato quando l'anno scorso è subentrato a Pillon e in una situazione veramente difficile è riuscito a dare gioco, è riuscito a dare entusiasmo ed è riuscito a dare mentalità alla squadra, riuscendo poi a coronare la salvezza attraverso una serie di vittorie entusiasmanti, quindi significa che l'allenatore ha nel DNA la voglia, l'idea di insegnare e la capacità di farlo, quindi a me la squadra mi dà l'impressione di essere una squadra ordinata in campo. Quello che invece ad oggi, vorrei sbagliarmi, mi dà l'impressione della squadra di essere un po' leggera davanti, cioè la mancanza di Rivière e di Asensio, due giocatori di grande qualità, merito di Trinchera l'anno scorso di averli portati qua, e Casasola a destra, erano tre elementi fondamentali
per l'ottenimento dello splendido risultato della salvezza l'anno scorso, che ormai era insperata. Non mi sembra che questi giocatori siano stati rimpiazzati bene, cioè voglio dire, gli attaccanti che ho visto girare oggi sono Petre, Gli e Borrelli. Sì. Non voglio essere ingeneroso verso di loro, perché comunque sono Borrelli è giovane, Gli arriva dal Monza, è un ragazzo anche lui che ha bisogno di tempo e deve crescere nella categoria, però non ho visto, ecco, per quando voi parlate della cattiveria sotto porta o meno, le squadre che poi sviluppano un tema, che sviluppano un gioco, che fanno tanto lavoro, poi devono finalizzare. E mi sembra che forse oggi al Cosenza manchi quello. Vorrei sbagliarmi, però mi sembra la valutazione più logica. E qui dobbiamo riprendere l'argomento fatto tempo fa. Per costruire una squadra capace di provare ad andare in Serie A bisogna volta per volta conservare i più bravi e non perderli, perché altrimenti Trinchera, in qualità di direttore sportivo, ogni anno si trova a dover andare a cercare nuovamente un parametro zero, nuovamente un prestito, nuovamente un giocatore che rientri nei budget segnati. Come diceva Carretta stesso, il budget del Cosenza è rinomatamente in Serie B un budget molto intelligente, molto attento, e quindi gli va dato atto alla società di saper ponderare le spese, però è un budget risicato. Allora, se il direttore sportivo riesce a costruire una base, cambiare i 2 o 3 giocatori ogni anno è più semplice, ma se ogni anno quelli buoni vanno via e li deve ripescare, poi vanno via e li deve ripescare nuovamente, e poi capita l'anno che non riesce. Certo. Allora, sei d'accordo, Francesco Mannarino, l'abbiamo in diretta dalla Gazzetta del Sud, sei d'accordo su questa disamina di Luca Pagliuso? Francesco, buonasera e benvenuto. Buonasera Fabio, buonasera a Luca, buonasera ad Antonio Palermo, che sono 2 cari amici, grazie per l'invito Fabio. Sì, sono d'accordo con quello che dice Luca. In realtà mi permetto di aggiungere un particolare. Per me il Cosenza che abbiamo visto in queste giornate, insieme a te Fabio in tribuna, o che abbiamo visto in trasferta, è una buona squadra, devo ammetterlo, devo dirlo, però è ancora un Cosenza che deve sbocciare. Qui mi riallaccio al discorso di Luca di poc'anzi e poi faccio un po' di critica rispetto a quello che ha detto Antonio, ma in senso buono. Vado subito al dunque. Quest'anno mancano le spinghe degli esterni. Quando citava Casasola, prima Luca, non è assolutamente un caso, mancano gli esterni. Io però non sottovaluterei l'aspetto di dare il tempo a questi giocatori, dare il tempo a Mister Fluzzi di plasmare ancora di più la squadra. A questo proposito attenzione a Palui, perché secondo me potrebbe essere la sorpresa di quest'anno, vedrete, ne sentiremo parlare a lungo, a parte il gol meraviglioso fatto qualche giorno fa, ma è un giocatore davvero da tenere sott'occhio. E poi mi riallaccio e vado subito a quello che diceva Antonio, a Carretta poc'anzi. Io l'ho seguito, la cattiveria del Cosenza ci impulsa, la cattiveria, Antonio, caro amico mio, c'è, e come, secondo me sì, è vero che manca sotto porta, però se non arriva la parte degli attaccanti ci insegnano da ragazzi a fare gol, e è difficile anche per gli attaccanti. Discorso attaccanti, io penso che Borrelli possa essere rivalutato, ma la vera sorpresa, se vogliamo buttare una monetina in questo senso, io penso che possa essere Petrucci. L'abbiamo visto purtroppo pochi in allenamento, così come eravamo abituati a vederli i giocatori negli altri campionati. Questo maledetto Covid ci ha portato anche a non vedere gli allenamenti, però ne parlano davvero bene. Io ho sentito alcuni compagni di squadra che dicono che il giovane sia davvero promettente. Chissà che, rimescolando un po' le carte, dando un po' di fiducia e dando soprattutto tempo a questo Cosenza di sbocciare, fatemi passare questo termine, la squadra possa raccogliere risultati secondo me migliori rispetto a quelli dell'anno scorso, che siamo arrivati in questa coda finale del campionato, Fabio, che è stato meraviglioso, però che sofferenza. Quest'anno speriamo tutti di non arrivare a quello. Ma ce l'auguriamo. Antonio, se vuoi salutare Francesco, perché andiamo avanti veloci, ancora abbiamo i tempi rapidi, prego. Sì, un caro saluto a Francesco Mannarino. Condivido con lui sul fatto che gli esterni quest'anno, mancandoci Casasola, però dobbiamo vedere Vera all'opera, e riportando Bittante a destra credo che abbiamo sulle corsie 2 signori giocatori.
Il punto, torno a dirlo, secondo me è il fatto che non la dobbiamo mettere dentro. Noi abbiamo avuto in questi, lo diceva Gianni Di Marzio all'inizio, 4 gol in 7 partite, sono pochi, abbiamo bisogno, ma sono sicuro che Trinchera, che vede sempre bene, ha visto meglio di noi, e fra Petre, Borrelli e Iozzi nelle prossime partite ci faranno vedere quello che tutti ci aspettiamo. Francesco, se vuoi aggiungere qualcosa, prego, ti lascio il microfono. Complimenti per un faro che tieni sulla testa. Sì, prego, complimenti per il faro. C'hai un faro sulla testa, proprio non lo so che... È il lampadario. Un lampadario, bello. Ma vedi c'è una lampadina più, risparmio energetico, no? Troppo luce. Vabbè, comunque, dai, prego. Sembrano quelle trasmissioni di Mediaset, un po' troppo luce. Sì, vai. No, aggiungo un particolare, a parte le battute. Io mentre parlavate cercavo di leggere un po' i commenti anche dei telespettatori, dei tuoi... Sì, ce ne sono tanti qua, sì. E ce ne sono tanti, sì. In particolare qualcuno, più di qualcuno, dentro fuori da giornalista che si guarda 160 gradi di tutto, cercavo di cogliere un po' quello che vogliono i tifosi. Luca, non so se hai letto qualche messaggino. No, non li vedo. Ma perché bisogna sempre necessariamente criticare oppure buttare giù la rosa del Cosenza? Diamo un po' di fiducia a questi ragazzi, cerchiamo un po' di dire che la squadra può migliorare, può andare bene. Ecco, molti commenti andavano in questo... Allora Antonio, guarda che tu leggi, ecco quest'ultimo, critica, sempre si critica la squadra, ma è possibile che sempre la stessa storia, invece di stare vicini critichiamo gli attacchi, stiamo massacrando. Ma uno che ti deve dire, ma guardate, scusatemi, ma se non si parla, ma che senso ha fare trasmissioni sportive? Stavano raga, non facciamo niente, non parlavamo proprio niente. No, cioè, voglio dire, criticare, diciamo, sono critiche costruttive, cioè, ognuno esprime, il calcio è bello perché qui si parla, si dialoga, no? Scusa se ti interrompo, Fabio, volevo introdurre un ragionamento. Solitamente quando si parla della squadra, dei risultati che in questo momento non sono soddisfacenti o in linea con le ambizioni dei tifosi, l'importante è che sia una critica costruttiva, la nostra non è una critica polemica, anche perché noi non abbiamo criticato, abbiamo detto che probabilmente, premettendo che è ancora probabilmente presto, è così, premettendo che è ancora presto e sperando, come tutti noi abbiamo detto, che magari questi allarmismi siano fuori luogo. Oggi il Cosenza ha palesato un problema davanti, non riesce a trasformare la mole di lavoro, perché con il Brescia ieri non meritava di perdere, bastava far gol, non lo si fa. E se non possiamo dire questo, allora diciamo che va tutto bene, però anziché avere 5 punti ne avremmo dovuto avere 15. Ecco, bravo. Francesca, hai fatto bene a tirar fuori sta cosa, ma io lo stavo leggendo ora, qualcuno lo leggo che arriva, però non riesco a vederli tutti. Comunque, grazie per il tuo intervento, un al lupo anche a te e un abbraccio grande. Ciao Luca, ciao Francesco. Ciao. Allora, la squadra, nonostante l'impegno che non manca, senza rinforzi ma buoni, non va da nessuna parte. E poi l'atteggiamento delle ultime partite è rinunciatario, soprattutto fuori casa, e questo non è buono. Ecco, questo è un altro messaggio. Sono tanti messaggi, perché poi tifoso ognuno scrive quello che vuole, è ovvio, no? Il calcio è bello, Antonio, perché è così. Guai se non fosse così. Penso che tu in un'amministrazione, se non hai la minoranza che ti crea, ti sta col fiato sul collo e finisci, sta a fare su sindaco, stanno là i sindaci, fanno... invece tu ce l'hai la minoranza a proposito, c'è la minoranza, sono agguerriti o no? Abbastanza, però hai ragione, lo stimolo ce l'hai se c'è il giusto pungolo, per dare una risposta a chi, rispetto alle cose che abbiamo detto, diceva che siamo stati forse un po' critici. Noi siamo tifosi, noi vogliamo vincere sempre, ogni partita, quindi il tifoso vuole vincere, quindi vogliamo stimolare i ragazzi, ma anche la società a puntare sempre più in alto. Io credo che abbiamo un grande allenatore, un buon presidente, perché noi possiamo fare tante critiche, però alla fine grazie a Guarasci il Cosenza è ritornato in Serie B, un ottimo direttore sportivo, perché fare una squadra con, come diceva Carretta, pochissime risorse economiche a disposizione non è da tutti, è un ottimo organico, quindi questi ragazzi hanno tutte le caratteristiche
e possono farci fare quel salto di qualità di cui a Cosenza abbiamo tanto bisogno, perché c'è tanta fame di calcio. L'anno scorso ci siamo salvati all'ultima giornata, anzi all'ultimo secondo, non dobbiamo farlo ogni anno, quest'anno dobbiamo puntare, perché appunto siamo tifosi e vogliamo di più, a riuscire a fare un salto in più. La parola playoff non la dice nessuno, visto che la condizione di classifica oggi è così, ci sono squadre sotto a noi però hanno una partita in meno, quindi però noi dobbiamo avere l'ambizione. Cosenza è una piazza importante e ci dobbiamo credere tutti, quindi è assolutamente un invito ai ragazzi, al mister, alla società a darci quelle soddisfazioni che noi tifosi vogliamo. Questo è il ragionamento. Per lui, tu secondo me devi fare l'opinionista fisso qua in trasmissione, è vero Luca? Sì, la politica me lo presterà. Diciamo C'è un altro suo grande lettore, Natalino Bosco, che è dello stato dei Casali, no? Che è stato dei Pasquali, c'è lo stato di... Dov'è? Natalino sta a Tivoli. È stato dei Tivoli, perché lui ormai tutta l'area di Mendicino abbiamo detto come grande lettore con lo stato della Louisiana. Vabbè, questa qual è? Questa qua, la sua qual è? Contrada Tivoli. Contrada Tivoli. Quante contrade ha Mendicino? Ce n'ha molte. E quanti abitanti fa Mendicino? 10.000. 10.000 abitanti, benissimo. Sì. Allora abbiamo direttamente da dopo Soverato, il paese me lo dimentico sempre, il tuo Antonio Battaglia, il collega di Calabria 7. Qual è il tuo paese, Antonio? Vabbè, se parli forse non riesco a sentire l'audio di Antonio. Va bene, comunque non so se riusciamo a ripristinare. Antonio, se non accendi l'audio non ti sentiamo. Mi senti, Fabio? Adesso sì, adesso benissimo. Qual è il tuo paese? Ciao Fabio, buonasera. Dove sei ora? Dove sei? Ischia Marini. Ischia. Hai detto bene, dopo Soverato. Dopo Soverato, ma mi ricordavo che era di là, Soverato. Allora, Antonio, se non mi sbaglio la Serie C, c'è un punto su questa Serie C sulla Vibonese che è ferma, praticamente sono fermi, non hanno giocato, il Catanzaro che addirittura vince ad Avellino, e nello stesso tempo questo Palermo che sta vincendo sul Catania, se non mi sbaglio per 1-0, con rete di Canutè, si sta giocando in questo momento quasi il 70° del secondo tempo, Canutè al 15°. Che campionato è questo della Serie C, Antonio? È un campionato molto strano che è pesantemente condizionato da questa emergenza Covid, l'abbiamo visto, detto dalla Vibonese, una squadra che è parecchio falcidiata, anche il presidente Caffo è positivo, purtroppo sono una ventina tra componenti del gruppo squadra, quindi giocatori, staff tecnico, equipe medica e anche un soggetto esterno al gruppo squadra. La Vibonese, questa è una cosa che può sorridere, si ritrova ancora nella parte sinistra della classifica e della squadra che ha giocato di meno partite di tutte. Infatti, ha giocato esatto. meno. Il Catanzaro, il tecnico era messo in discussione, l'avevano messo in discussione in settimana, c'è stata una contestazione e poi pare che sia rientrato con questa vittoria ad Avellino, insomma. Sì, il Calabro ha avuto delle difficoltà, potrebbe averle tuttora, l'identità della squadra non è ancora ben chiara, parliamo di identità tattica, però mi è piaciuto Fabio il 3-5-2 che ha schierato da Avellino, modulo speculare con quello di Braglia. Il Catanzaro ha vinto contro Braglia perché la squadra ha avuto più fama, ha coperto meglio il campo, nei ribaltamenti di campo è riuscita ad avere anche concretezza in fase offensiva, chiaramente anche complice un poco di fortuna, perché se vogliamo quel primo gol segnato da Davis Furiale con un tiro cross che si è insaccato in maniera fortuita richiama molto quello che Shevchenko anni fa segnò contro la Juventus, però il Catanzaro ha avuto grande garra, come si dice in Sud America, ha avuto una grande fame di portare a casa questa vittoria che, possiamo dirlo, è scacciacrisi, perché Calabro era stato messo in discussione, si paventava questa possibilità, ma soprattutto la squadra è andata in ritiro punitivo ed è una scelta, quella della dirigenza giallorossa, che ha ripagato con questa prima vittoria di questa serie poi di risultati negativi che stava avendo la squadra. Contro la Ternana c'era stata una debacle clamorosa senza precedenti, il Palermo invece, hai detto prima, sta vincendo ora contro il Catania, ma a Catanzaro era rimasto in 9 uomini e nonostante ciò era riuscito a portare a casa il pareggio, quindi adesso il banco di prova contro il Teramo
mercoledì, perché non ci si riposa un attimo, sarà determinante la prova del 9 per capire se effettivamente questo Catanzaro si è ripreso. Grazie Antonio, un abbraccio agli amici di Soverato, di Isca, di Davoli, insomma tutta la ionica catanzarese che è bellissima, Luca, quindi bellissima. Se vuoi aggiungere qualcosa ti saluto. Innanzitutto si vede bene la TV lì, ci segui con... Ma assolutamente sì, bene. Sempre, e sono contento di poter contribuire alle puntate di Lupo. Grazie a te Fabio. Grazie a te Antonio per la tua professionalità e ti aspettiamo poi a Cosenza naturalmente appena finisce questa situazione. Grazie Antonio Battaglia. Allora Luca, siamo quasi in chiusura in direttore perché c'è la linea, c'è il telegiornale, le ultime notizie, quindi sapete che ci sono state manifestazioni, che, non dico scontri, però insomma un po' esagitate. Allora Luca, ti lascio il microfono e puoi dire quello che vuoi, prego. Luca, Gigi Marzullo diceva a quest'ora fatti una domanda e datti una risposta, questo mezz'anno, chiediti qualcosa e rispondi. Io chiedo scusa, poi gli amici devono chiamare, tanti ospiti devono partecipare, però non abbiamo tempo. No, un giro di trasmissioni. Io sono dell'idea che solitamente quando si semina poi si raccoglie, per cui il Cosenza deve lavorare, deve crescere e deve migliorare, quello è sicuro. C'è Francesco Russo che scrive, ha ragione Luca, c'è praticamente Casasola, Asensio, Di Piero non sono stati mai sostituiti. Va bene, questo è così, Russo, non possiamo, Francesco, non possiamo andare avanti. Prego. Stavo dicendo che il Cosenza in questo momento deve lavorare, deve crescere, deve migliorare, non deve in questo momento guardare la classifica, perché la classifica si guarda tra 3-4 mesi. Certo. Bisogna creare i presupposti per iniziare a vincere le partite. Non pensate di risalire la classifica pareggiando, perché con i pareggi le classifiche non si affossano. Quindi bisogna cominciare a creare le condizioni per vincere. Bravo. E siccome sono dell'idea che il nostro allenatore è molto bravo e ha la capacità di inculcare, serve la materia prima, quindi auguriamoci che questi ragazzi riescano a lavorare bene e qualora dovesse servire qualcosina il Presidente sicuramente... penso che a gennaio qualcosa Esattamente. arriva. Antonio, prego, se vuoi salutare i tuoi grandi elettori lo puoi fare, e i tifosi, un saluto a tutti, un ringraziamento a te, grazie dell'invito, sono stato molto bene in questa serata, grazie a tutti i tuoi ospiti. Ma la facciamo diversa, è una cosa simpatica, leggera, no? Assolutamente. Che il calcio è questo. Abbiamo bisogno anche di un momento di leggerezza, visto il periodo molto difficile che stiamo attraversando, e quindi grazie alle telecamere di TEN, grazie a te mi permetto di dire a tutti di prestare la massima attenzione, di rispettare le norme che noi autorità e istituzioni diamo sui territori e contestualmente però di stare sereni, tranquilli, perché se rispetteremo tutte le norme, certo, come si diceva durante il primo lockdown, tutto andrà bene e ci dobbiamo curare questo. Qualcuno iniziano a gridare dai balconi, andrà tutto bene, vabbè, comunque speriamo. Allora, per il momento vi saluto, vi abbraccio, seguite, c'è il TG10 subito dopo la pubblicità, vi lascio le ultime notizie, ci ritroviamo lunedì prossimo sempre rigorosamente in diretta su Teleeuropa Network con Al Lupo, da Fabio Di Polito è tutto, alla prossima, ciao!